Questa è Noale. Noale esisteva già in epoca preromana e romana, ma crebbe di importanza dopo l'anno 1000, quando venne fortificata per diventare un avamposto militare di Treviso, poco lontano dal confine della rivale Padova. XII secolo il castello divenne residenza dei signori Tempesta, che avevano ricevuto la carica di avogali, cioè difensori e amministratori dei beni temporali dei vescovi di Treviso. I Tempesta mantennero questa carica fino alla fine del 300, quando, dopo l'estinzione del ramo legittimo, subentrarono gli Azzoni. La Serenissima vi istituì una capitaneria e in seguito una podestaria. Sotto i francesi la città divenne un comune e sotto dominio austriaco, cui nacque nel 1817 il patriota Calvi. Nel 1866 entrò a far parte con tutto il Veneto nel Regno d'Italia, passando dalla provincia di Padova a quella di Venezia. Durante la Seconda Guerra Mondiale nel 1944 ci fu un importante combattimento tra la Guardia Nazionale Repubblicana e i partigiani, e nel 1999, con decreto di Ciampi, Noale ha acquisito il titolo di città.